Siamo con Marco Maramao del Blisseur al termine di una bellissima vittoria che riassume quello che è questa squadra, una squadra che sa soffrire quando c'è da soffrire, che riparte forse come nessuno in questa lega e che ci crede fino all'ultimo. Questi sono 3 punti fondamentali per voi. Beh, che ci crediamo, questo l'abbiamo dimostrato e confermato oggi, che ci siamo fatti valere con una squadra di spessore come il Cotton e sono convinto che se questa discontinuità che abbiamo nelle partite e nei risultati fosse un po' più accentuata, magari con qualche vittoria in più, magari avremmo potuto ambire anche a un posto nei playoff, diciamo. Però ci accontentiamo della nostra posizione perché nonostante la classifica secondo me sia bugiarda per quanto riguarda la nostra rosa, ci dobbiamo attenere ai risultati del campo, quindi soddisfatto della partita di oggi, contentissimo perché abbiamo incontrato una grande squadra e siamo riusciti a vincere. Per 2 volte sotto di 2 gol, soprattutto dopo sul 3-1, sembrava quasi chiusa. Cosa vi ha fatto capire che invece questa sera c'era aria di impresa? Beh, sinceramente anch'io sono rimasto stupito da questa continuità che abbiamo messo anche nel secondo tempo. Si vede che avevamo più corsa nelle gambe noi piuttosto che gli avversari e siamo riusciti a vincere, sono contentissimo. L'ultima e ti lascio andare, la prossima è contro l'Italia, uno scontro chiave in ottica salvezza e play out. Ovviamente se il Blisseur è quello di questo secondo tempo, le premesse sono buone. Beh, assolutamente sì, e questo risultato ci rilancia un po' con tutte le squadre della Lega, quindi va bene così, dai.